I giorni dell'addio. Flavio Tosi è un colonnello. Dietro di lui c'è un reggimento intero. Il suo peso, nella Lega Nord, misurato in Parlamento, vale il 15-20% del partito. Sono 6 i deputati e i senatori pronti a sposare, nella buona e nella cattiva sorte, il leader decaduto. Lo annuncia Patrizia Bisinella, compagna di Tosi, nel carroccio come nella vita. Adesso è pronta a fuggire con lui, ma non saranno soli. La spaccatura è una lunga crepa che arriva ai gruppi parlamentari, dove è in atto il primo scisma. I rumors dicono che gli eretici sono tutti della Liga Veneta e tutti in contrapposizione coi diktat lombardi. Tra i nomi caldi ci sarebbe il veronese Matteo Bragantini, tosiano di ferro. Se hanno voluto spaccare la Lega Nord dalla Liga Veneta, chi l'ha spaccata si prenderà le sue responsabilità. In questo momento il dubbio fa da spartiacque tra chi vuole, chi può e chi deve seguire il leader in fuga. L'incertezza però è un nodo da sciogliere in poche ore, poi le truppe tosiane si metteranno in marcia dietro al loro colonnello. Chi c'è, chi non c'è sta dall'altra parte della barricata. Dunque è il tempo degli addii, è il tempo delle scelte difficili, amare, sofferte, da ponderare attentamente perché da ogni scelta dipenderà un destino. La politica è fatta così e nel carroccio c'è un clima da guerra civile. I partigiani veneti contro gli invasori lombardi, il deputato veneziano Emanuele Prataviera, un altro nome caldo che potrebbe seguire Tosi, la mette così: siamo come italiani e tedeschi nella seconda guerra mondiale, il giorno prima alleati, il giorno dopo nemici. Certo, i parlamentari devono ragionare anche sulla responsabilità verso l'elettorato che li ha votati per la Lega Nord, ma la scissione raggiunge tutto il carroccio, i giovani e i vecchi, i big e i militanti della base. Tutti dovranno fare la loro scelta e se c'è chi sicuramente seguirà il colonnello ribelle, c'è anche chi non marcerà al suo fianco, non questa volta, non per questa battaglia, come il vice segretario nazionale della Liga, l'ex braccio destro di Flavio Tosi, l'assessore regionale veneto Maurizio Conte. Sono un amico di Flavio Tosi e sono sicuramente convinto che però all'interno della Lega c'è la necessità di affrontare queste elezioni regionali per riconfermare quello che è stato il buon governo della Lega e guardare soprattutto a quello che può essere un rilancio del centrodestra.